Amici appassionati, sbarca in terra calabra la Wii Sport, più precisamente allo stadio Campoli di Bocale in provincia di Reggio Calabria, per raccontarvi la 17ª giornata del campionato allievi regionali calabrese. Per il girone D la SD Segato ospitava la SD Calciogallico Catona, padroni di casa in vetta al proprio girone con 36 punti, frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte. Sono reduci dalla vittoria tra le mura amiche per 4-1 sulla Spinella e hanno l'occasione quest'oggi di chiudere definitivamente i giochi. Ospitano il Gallico Catona a quota 19 punti in classifica, reduci da un pareggio per 2-2 sul campo del Cordova. Dirigerà l'incontro il signor Natale Morabio della sezione di Reggio Calabria, quando possiamo passare a dare un'occhiata alla formazione bianconera scelta da mister Assumma, che si schiera con Marinaro tra i pali col 2 Idone, 3 Mangano, 4 Cama, 5 Tosti, 6 De Marco, 7 Nobile, 8 De Catano, 9 Punturiero, 10 Maesano, 11 Occhiuto. Maglia bianconera ovviamente per la formazione affiliata a Juventus Academy. Maglia rossa e pantaloncini blu per gli ospiti della Gallico Catona. Qui disposti a centrocampo, le due formazioni si scambiano un cenno di cortesia prima di poter passare con l'ausilio delle nostre immagini a raccontarvi quanto accaduto nel rettangolo verde dello stadio Campoli di Bocale. Un'occhiata al cronometro per il direttore di gara Morabito e si può partire. Saranno gli ospiti a gestire il primo possesso, attaccheranno la sinistra verso destra, ma si renderanno subito pericolosi i locali con De Catano che corre veloce sul binario mancino, uno sguardo in mezzo dove c'è Punturiero che per un soffio non arriva all'appuntamento col gol dell'1-0. A seguire ci proverà anche Mattia Cama dalla distanza col mancino che termina a fondo campo. Sarà una prova superlativa quella del numero 4 classe 2003 di mister Assumma. Ci prova ancora dalla distanza De Catano con questo tentativo a giro col destro. È sempre il numero 8 dei bianconeri a fare ferro e fuoco sul binario mancino. Anche in questa occasione rientra sul destro e prova ad andare col tiro a giro. E attento nell'occasione Marco Bilardi, classe 2001, estremo difensore della Gallico Catona, che dovrà mettere una pezza ancora su questo tentativo di De Catano. Questa volta ha scelto di andare sull'esterno e di concludere con la punta. Ha aperto la manona però l'estremo difensore della formazione ospite, che nega ripetutamente il gol del vantaggio alla Segato. Qui ci aveva provato Punturiero che era andato via al diretto marcatore. Poi ancora Cama sugli scudi. Questa volta può solo guardare il pallone spegnersi a fondo campo e sperare l'estremo difensore Bilardi. Sempre però Segato che sta mettendo sotto torchio la difesa del Gallico. Qui era pregevole lo stop al volo del numero 8 Alessio De Catano, che poi ci prova con l'esterno del piede destro. Non c'entra lo specchio della porta. Ma che bello stop, come ha messo giù il pallone il numero 8 di mister Assumma, che continua ad andare via sul binario mancino. Sta letteralmente facendo impazzire il diretto marcatore. Non riesce però ancora una volta a trovare la via della rete, anch'esso classe 2003, da tenere sicuramente sott'occhio questo giovane ragazzo in forza alla Segato, che ancora una volta dal binario mancino mette dentro questo pallone per Punturiero. Ci mette una pezza, l'ennesima, Marco Bilardi, quando però riuscirà a trovare il vantaggio la Segato con questa progressione eccezionale del numero 11 Vincenzo Occhiuto. Il numero 11 di mister Assumma mette a sedere ripetutamente diversi avversari, poi con la suola salta l'ultimo prima di accomodare alle spalle di Bilardi per il vantaggio della formazione bianconera. Timida reazione da parte degli ospiti con Cristian Panuccio che scalda solo i guantoni di un inoperoso fin qui Emilio Marinaro. Nel finale di primo tempo ci sarà spazio anche per il gol del raddoppio, sempre dalla sinistra, azione travolgente di De Catano che mette dentro per Punturiero, si gira da vero bomber e gonfia la rete per la seconda volta. Il numero 9 bianconero avrà un'altra occasione di lì a poco la Segato con questa palla dentro, sempre per Punturiero. Ctrl C, Ctrl V, copia e incolla per lui. Questa volta però si spegne sul palo il suo tentativo. Prova allora Occhiuto ad accendere la luce nel finale. Ci ha provato questa volta il numero 2 Idone, ancora una volta straordinario nell'occasione l'estremo difensore Bilardi. Su quest'ultimo intervento difensivo del difensore bianconero Tosti arriverà il duplice fischio del direttore di gara Morabito, che manda le squadre a riposo sul parziale di 2-0. Decidono fin qui le reti di Occhiuto di pregevole fattura e di Punturiero, quando possiamo passare alla ripresa con le nostre immagini, con la Segato che ora attaccherà a sinistra verso destra. Può amministrare il risultato, il doppio vantaggio, ma riuscirà subito a portarsi sul 3-0 con questa penetrazione centrale di Mattia Cama che mette la ciliegina sulla torta. E infatti il punto esclamativo a una prestazione superlativa, quella del numero 4 classe 2003.
Pregevole anche il suo stop a seguire, il quale lascia sul posto il diretto marcatore e poi accomoda alle spalle di Bilardi. A seguire c'è da spazio anche per il gol del 4-0. Questa volta è molto altruista il classe 2001 Domenico Nobile, che dà uno sguardo in mezzo e trova Punturiero, apparecchia la tavola ed è un gioco da ragazzi per il numero 9 di Mister Asumma, che deve siglare il gol del 4-0 e della doppietta personale. Arriva anche il primo cambio. Abbandona il campo infatti Alessio De Gaetano, autore di un'ottima prova. Al suo posto il numero 14 Gagliotto. Anche Cuzzola rileverà Maisano col numero 10 quest'oggi in campo, quando continua ad attaccare. Non è sazia la formazione bianconero, che colleziona occasioni da gol. Questa volta Punturiero però ha calciato sul fondo. Lascia il campo anche Tosti per far spazio a Malagrega. Nel finale anche Sciumè, che entra in campo per il numero 2 Filippo Idone, quando continua ad attaccare l'ha segato con questa percussione centrale. Ci ha provato Nobile dalla distanza, il suo tentativo è finito alla sinistra della porta difesa da Bilardi. Nel finale c'è spazio anche per Iaria, che prenderà il posto di Carlo Mangano. Nel finale c'è spazio anche per Carmelo Ferrara, che prende il posto di uno dei migliori in campo, Mattia Cama, ma si fa subito notare per doti tecniche e di corsa. Infatti il pallone in verticale per Nobile è un cioccolatino da scartare. Non se lo fa dire due volte il numero 7 di Mister Assumma, che raccoglie l'assist del neoentrato e accomoda per la quinta volta alle spalle di Bilardi. C'è un'improvvisa occasione all'altro lato della Gallico Catona. Massanè calcia sul fondo. Nel finale arriverà anche l'ultimo acuto della formazione bianconera. Si conquista infatti il calcio di rigore. Vincenzo Punturiero atterrato. C'è un diverbio col compagno di squadra, c'è fame di gol in casa bianconero. Alla fine andrà Nobile alla battuta, che spiazza Bilardi e sigla anche lui la doppietta personale, la seconda odierna dopo quella di Punturiero. Terminerà così la sfida. Segato 6, Calcio Gallico Catona 0, e può scoppiare la festa allo stadio Campoli di Bocale di Reggio Calabria. I ragazzi infatti di Mister Asumma hanno matematicamente vinto il campionato, complice la sconfitta del Padre Monti per 2-1, e possono allora uscire lo spumante dal ghiaccio. Sarà festa grande infatti sul sintetico di Bocale per festeggiare al meglio questa stagione, che ha visto concludere i bianconeri con 39 punti in classifica, 59 reti all'attivo e solo 14 subite. L'ultima trasferta sarà di festa sul campo della Palmese. Un saluto allora da Claudio Costanzo e alla prossima!